Buongiorno, sono Mauro Zocca, presidente di Confimprese Italia Verona. Confimprese Italia Verona nasce l'anno scorso, poco prima della pandemia. Confimprese Italia invece a livello nazionale è nata 5 anni fa grazie a un gruppo di imprenditori che hanno voluto fare questa associazione per andare incontro alle esigenze degli imprenditori, dei professionisti. Quindi diciamo così, servendo le imprese su quello che è il fronte consulenziale, su quello che è la parte tutela delle imprese e professionisti, la parte formazione e tutta la parte networking. Confimprese Italia quindi è una confederazione di imprese, di attività professionali e di lavoratori autonomi, quindi diciamo così le piccole e medie imprese, micro e piccole e medie imprese che sicuramente sono il territorio più produttivo in qualche modo dell'Italia, insomma così. Dando qualche numero, Confimprese Italia nazionale conta oltre 8.000 aderenti, oltre 90 sedi. Confimprese Italia Verona invece, nata l'anno scorso, al momento conta un centinaio tra imprese e professionisti. Questo momento storico lo abbiamo affrontato sostanzialmente cercando di cogliere le esigenze delle imprese professionistiche, che sarà comunque il nostro compito principale. Ovviamente in questo periodo difficile di pandemia abbiamo dovuto adeguare le modalità di comunicazione in qualche modo con i nostri aderenti, facendo incontri singoli piuttosto che utilizzando molto la tecnologia, quindi Zoom, webinar, eccetera eccetera. Però non ci siamo mai fermati in tutta la pandemia, quindi siamo riusciti a fare una importante crescita sicuramente nel nostro primo anno. Il nostro progetto è quello di andare ad esportare il modello Verona su tutte le altre province. In realtà Padova l'abbiamo già accompagnata alla Costituzione un mesetto fa, ma l'obiettivo è quello di andare a essere presenti in tutte le province del Veneto per poi arrivare a costituire Confimprese Italia Veneto. La motivazione è data sicuramente dalla soddisfazione di dare delle risposte, del supporto alle imprese e ai professionisti che noi coinvolgiamo. Nel momento in cui noi riusciamo a dare risposte e una persona, un imprenditore, un professionista aderisce alla nostra associazione, noi siamo soddisfatti, quindi aderiscono per un'esigenza specifica. Noi li accompagniamo in tutto quello che è il ciclo, il processo aziendale, che sia un aumento del fatturato, un'ottimizzazione dei costi, quindi la parte acquisti, piuttosto che la parte fiscale, lavoristica, eccetera eccetera. Ecco, quindi tutto quello che può essere utile, finanziamenti, incrementi di tutto il mondo lavorativo.